Sabato 14 marzo, giorno di reclusione numero 5, diario di bordo. Mi sto quasi abituando a tutto ciò. È curioso come ci si abitui in fretta, questa capacità della mente umana continua ad affascinarmi. La socialità si è spostata quasi integralmente in rete, tra dirette streaming di cucina, di ballo, di yoga, lezioni di economia aziendale e di storia del diritto dei paesi dell'Est Europa. Da parte mia, io mi sono già creato una nuova routine giornaliera fatta di passeggiata col cane, lavoretto in casa, cucina creativa che Masterchef, levati, diretta streaming, poi scrivo, che mi fa stare bene. La giornata vola che nemmeno me ne accorgo, come film belli visti al cinema. Sono anche andato al supermercato a fare la spesa, ci facevano entrare uno alla volta come alla visita dal medico o ai colloqui di lavoro. Ci hanno chiesto di non ammassarci nelle corsie, così però si creava un'altra fila dentro al supermercato per prendere la pasta, il riso, il latte. La situazione è ai limiti dell'assurdo, ma la parte più assurda è che sto già cominciando ad abituarmici.